a tutte, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Siamo qui di nuovo con una conferenza virtuale. Questa volta ospiti della Biblioteca Provinciale Claudia Augusta sono due autrici, due professoresse conosciutissime a Bolzano e in tutta la nostra provincia, Bruna Maria Dal Lago Veneri e Rosetta Infelice Fronza. Insieme hanno recentemente pubblicato un libro, I colori del pensiero. L'argomento è più che altro orientato sulla filosofia, ma soprattutto sulla storia del pensiero filosofico e le tematiche sono una dozzina abbinate a delle riflessioni e a dei colori. È quasi un gioco, ma in realtà è molto sapientemente costruito con tante suggestioni, tanti richiami storici e soprattutto tante occasioni per riflettere. Non a caso, inizialmente, nell'incipit e nella presentazione di questo libro è scritto che questo testo è un invito a scegliersi un angolo per pensare. Sembra profetico, visto che di lì a poco tempo, quando è stato pubblicato e quando si è pensato di organizzare una presentazione qui presso il centro Trevi, eravamo appena partiti con l'emergenza, ma ancora non erano chiuse le attività. Il tempo che abbiamo a disposizione in questo momento è un tempo prezioso, è un tempo che ci può invitare a ripensarci, a reinventarci, a scoprire anche tante cose nuove che forse avevamo trascurato o eravamo impossibilitati nell'approfondirle, perché il tempo della nostra quotidianità era molto, ma molto diverso. Vi invito quindi a seguire questa nostra nuova presentazione con due splendide ospiti e bravissime scrittrici. Vi coinvolgeranno con le loro riflessioni e ognuno di noi troverà numerosi spunti per arricchirsi. Grazie e vi ricordo che la Biblioteca Provinciale è raggiungibile in questi giorni attraverso la posta elettronica info@bpi.claudiaugusta.it oppure al telefono 0471 26 44 44. Buona visione e restiamo a casa. Buongiorno, sono Rosetta Infelice Fronza, sono qui per presentare un video in una situazione un po' speciale, la pandemia, sul libro che abbiamo pubblicato Bruna Maria Dal Lago Veneri ed io, dal titolo Colori del pensiero. Il libro avrebbe dovuto essere presentato proprio alla Biblioteca Claudia Augusta il 27 marzo. E ringrazio Valeria Trevisan che ha avuto l'idea di non far tacere completamente le parole che avrebbe in questo periodo proposto la biblioteca. In questo modo ha presentato dei video facendoci fare sicuramente un po' di fatica e continuando l'attività della biblioteca. Dunque, il libro scritto da Bruna Maria Dal Lago Veneri e da me si intitola Colori del pensiero. È un libro rivolto a tutti ed è un libro che intreccia racconti, immagini e soprattutto filosofia. Come è stato concepito questo libro e dove? Anche il dove è importante. Eravamo Bruna ed io a Vigo di Fassa, in questa cornice meravigliosa delle nostre Dolomiti, eravamo insieme a degli amici, ci sentivano parlare e sono stati loro a dirci: ma perché voi due non scrivete insieme un libro intrecciando le vostre competenze? Bene, detto fatto. Approfittando di avere del tempo, abbiamo steso in pochissimo tempo i temi e da allora non li abbiamo mai più cambiati e quando siamo ritornati a Bolzano abbiamo incominciato a lavorare. Dunque il libro Colori del pensiero, nato a Vigo di Fassa, ha portato avanti
una intuizione straordinaria che viene da Goethe. Goethe dice, nella sua teoria dei colori, che il colore produce diletto. E allora abbiamo parlato, Bruno ed io, anche il pensare produce diletto. Ecco allora il testo Colori del pensiero. È pubblicato dalle edizioni Alfabeta e noi abbiamo dato rilevanza nel portare avanti i temi anche alle fonti che potevamo reperire sul territorio. Quindi il testo di filosofia non è stato concepito come un allontanarsi dalla nostra situazione, ma anche, anzi, a penetrare con il pensiero, con i colori del pensiero, il territorio che noi viviamo. I temi sono 12 e sono temi di una grande attualità. Io ve ne cito solo qualcuno. Empatia e cura. Abitare ed esserci. Libertà e responsabilità. Sono temi che noi abbiamo concepito anni fa, ma sono di grande, grande attualità. E come li abbiamo concepiti? La filosofia predilige gli opposti e noi invece abbiamo pensato a temi tra loro complementari, cioè i concetti possono essere seguiti nel loro percorso, nel loro itinerario, meglio se intrecciati in una funzionalità reciproca. Quindi abbiamo scelto temi complementari, luce ed ombre, empatia e cura, libertà e responsabilità, abitare ed esserci. In questi giorni ognuno di noi abita in una situazione straordinaria, ma il suo abitare rivela il suo esserci. Nel lavorare abbiamo concepito soprattutto un testo filosofico. Siamo andati alla ricerca di fonti, non fonti scontate, non fonti che si possono ritrovare nei manuali di filosofia. Abbiamo tentato di dare una certa originalità anche alla ricerca delle fonti e sono citate senza appesantimento di note, sono citate le fonti e sono anche citate possibilità di approfondimento. Il percorso, trattandosi di un percorso filosofico, è formato da domande, da quesiti. Le fonti sono naturalmente quelle che vengono dalla storia del pensiero, partendo dal libro dei libri, dalla Bibbia, alla filosofia greca, ma ogni volta tenendo presente soprattutto la filosofia contemporanea. Hanno grande spazio filosofe e filosofi del pensiero contemporaneo e viene tenuta in considerazione, in grande considerazione, l'attenzione ai quesiti che possono portare le lettrici e il lettore a rielaborare il proprio vissuto. Alla fine di ogni tema vengono poste alcune domande sul vissuto. In questo modo abbiamo pensato di restituire la filosofia al suo compito originario, di interrogare la natura, interrogare il principio, arrivare ad una dimensione che trascenda il vissuto ma che non ignori il vissuto. In questo modo abbiamo dato spazio alla filosofia ermeneutica, alla filosofia che è contemporanea, che dà
spazio alla necessità del pensiero e dei colori del pensiero di poter fermare la consapevolezza sul dato fondamentale che è la propria esperienza vissuta. Alla filosofia viene dato in questo modo il compito di sapersi interrogare, guardando ciò che ci è dato, fermandone il tempo, ma trascendendolo, perché soltanto nel trascendere il momento presente che si può ridonare al pensiero la sua capacità originaria, la luce. Dunque, il testo di filosofia e dei racconti ha come sua aspirazione che ciascuna lettrice, ciascun lettore si ricavi un angolo per pensare. E più che mai in questo periodo l'invito può essere davvero accolto. Io vi ringrazio dell'attenzione. Buonasera o forse buongiorno, non lo so quando verrà quando questo video andrà in onda, chiamiamolo così. Io sono abbastanza imbarazzata perché di solito sono abituata a presentare i miei lavori anche alla Trevi, che ringrazio moltissimo, ringrazio anche Valeria per questa opportunità che ci dà, Valeria Trevisan naturalmente, e dico sono abituata a presentare i miei libri davanti ad un pubblico. Oggi un pubblico ce l'ho, ma non è un pubblico che posso vedere o che posso sentire nel vero senso della parola, anche perché per uno che parla, soprattutto per una come me che sono in fondo una narratrice di professione, il pubblico è estremamente importante, cioè un contro chi è molto importante. Questo come premessa. Che cosa sono qui a presentare? Sono qui a presentare un libro che doveva essere già uscito, un libro che in verità è già stampato, un libro fantasma, un libro che si chiama Colori del pensiero, fatto a quattro mani o a due mani, dipende, perché posso dire anche quattro mani pensando al computer che si scrive con due mani, dopo tutto. Ecco, un libro scritto a due o quattro mani con Rosetta Infelice Fronza. Che cos'è questo libro? Questo libro nasce da un'idea molto simpatica di alcuni anni fa, un'idea che ci è venuta nella mia casa, nella nostra casa di montagna, con un gruppo d'amici. Cioè si facevano considerazioni sulla vita, dicevamo che cos'è la filosofia è l'amore della conoscenza e l'amore della conoscenza è l'amore delle cose che ci circondano, l'amore del pensiero in quanto tale. E a questo punto subito ci è venuta in mente una frase, ci è venuto proprio a tutte e due in mente una frase di Goethe che riguarda appunto i colori del pensiero. E sul colore del pensiero, cioè sulla possibilità di articolazione, sulle vibrazioni del pensiero, abbiamo messo assieme queste 12 tesi che sono le 12 tesi del nostro libro. Quali sono queste tesi? Una cosa molto interessante da dire, tesi che non abbiamo cambiato in questi anni e che sono tesi che cominciano primo dall'esserci, cioè dall'essere su questa terra, essere su questa terra che vuol dire anche abitare questa terra, e allora tutte le considerazioni sull'abitare, non abitare, essere di qui o essere di là, e non finiva più il discorso. Dopodiché ne abbiamo pensato che quello che ci sta intorno è visibile, ma è anche invisibile, perché in fondo le presenze io ce l'ho in una maniera particolare col discorso delle presenze, queste cose invisibili che sono accanto a me sempre e che mi aiutano a superare anche le mie solitudini. E così abbiamo continuato con questo discorso, abbiamo parlato poi di deserto e osi, abbiamo parlato di una cosa che a me sembra oggi importantissima, di desiderio e sogni, perché cosa sogniamo in questo periodo, per esempio? Questa è una curiosità che mi è venuta da poco, vorrei sapere cosa sogna la gente in un periodo di pandemia.
E così siamo andati avanti su questo discorso, Rosetta ed io, Rosetta facendo su questi 12 temi che sono accanto, uno accanto all'altro, non contrapposti, come abbiamo visto deserto e osi, abitare ed esserci, non sono contrapposti uno all'altro, ma sono conseguenziali uno all'altro, vengono di seguito uno all'altro. Su questi 12 temi appunto Rosetta ha fatto le sue considerazioni, i suoi pensieri, le sue riassunti di grandi pensatori, di filosofi naturalmente, però cercando sempre di trovare degli spunti diversi, non gli usuali, non i comuni, di trovare poi abbiamo messo tutto questo anche nelle note, l'abbiamo messo nelle fonti, delle fonti un poco altre rispetto alla filosofia corrente. Dopo di questo che cosa succede? Succede la mia parte. La mia parte qual è? La mia parte è quella di come un accordo che si avvicina ad un altro accordo, si accosta ad un altro accordo, di accordare dei ricordi, dei pensieri, delle piccole leggende, delle poesie, delle sensazioni, dei sentimenti, a quello che, leggendo o pensando a questi temi, ci veniva in mente. Questa è la seconda parte che mi riguarda in particolare ed è la parte del mio, cioè le mie due mani, ecco, le mie due mani sono qui. Ma non abbiamo finito qui, noi abbiamo anche pensato che tutto questo sarebbe stato molto bello se illustrato, cioè se anche la illustrazione potesse essere una parte del libro. Abbiamo chiesto a 4 amici, a 4 conoscenti, 3 donne ed un uomo. Le donne sono Mariolina Stofela, che è una pittrice mia amica, la Patrizia Plattner e poi una giovane molto brava che si chiama Alice Ioe e poi ad un uomo medico che è Maurizio Adami. Abbiamo chiesto le loro cosa faceva vibrare dentro loro cosa faceva vibrare dentro loro, cosa facevano vibrare i nostri discorsi. E qui ci sono le illustrazioni, queste sono le illustrazioni. Ma direi che il libro non è neanche ancora finito qui, perché c'è un'altra parte molto interessante, che è una parte che già quando l'abbiamo scritto, ed eravamo naturalmente ancora prima di questo grande momento tragico che è la pandemia, noi abbiamo pensato a che cosa doveva rispondere, difatti ci sono delle domande personali, che cosa rispondeva in ognuno dei nostri lettori, possibili o eventuali, eccetera, quello che avevamo scritto.